Venga maestro, venga pure avanti. Posso? Sì, ma si tenga a distanza però. Maestro, ma hai i miei stessi occhiali, mi sbaglio. Vabbè, come la facciamo? In do o in re? In fa. La facciamo in fa? In fa? Vabbè. Fa tu, fa tu. Al mio 3. E 1, e 2, e 1, 2, 3, 4. Storia di un anno trascorso, aspettando che un anno facesse il suo corso. Storia di un anno di impasse, in attesa che un anno passasse. Certo, però non si perda il ricordo di un anno di merda, con piccoli sogni, ma in testa grandi idee. Se c'era lui, se c'era Pfizer, sarei a Milano a rivedere Giorgio Gaber. E con Moderna son sicuro, sì, lo so, sarei a Dubai in prima linea per l'Expo. Se si potesse con un click, lo acquisto online con base vodka doppia dose di Sputnik. Ricordo, mi dicesti buon viaggio e salutami l'alba, quell'aurora è un miraggio. Fu allora che iniziò il bordello della Cina e il suo pipistrello. Certo, però non si è perso il ricordo di un anno buttato nel cesso, o quel che ne rimane è ancora tutto a puttane. Faccio un feriale, più una domenica, 3 guardie in cambio di una dose di AstraZeneca. Se vale o no ditelo voi, scienziati egregi. A Tokyo è già la fioritura dei ciliegi. Salvami tu, Johnson & John, va bene tutto anche se poi viene prodotto a qua. E adesso non so se io sto aspettando la fine o aspettando Godot. È ancora notte e non finisce mai. Un anno in più che se ne va. Passo ai Novax oppure aspetto Novavax. Forse il Reiter è più potente ed aggressivo, ma adesso cerco a tutti i costi un positivo. Se tu lo sei, vieni da me. Se prendo il virus, gli anticorpi vengono fuori da sé. Cioè, hai suonato veramente una schifezza. Sì, ma sei stonato dall'inizio alla fine. Per forza, io ti ho detto facciamola in do, tu l'hai voluto fare in re. Ma vattene a fare uno Sputnik. AstraZeneca.